allora andiamo con le presentazioni delle partite di B, Parma Benevento, Nicola Zanarini. Buonasera dal Tardini, partita cominciata da 1 minuto e 10 secondi, 0-0 risultato parziale, e qui al Tardini le retrocesse Parma e Benevento si affrontano per la prima volta in Serie B dopo i 2 pareggi della scorsa stagione in A. È la prima casalinga per Gianluigi Buffon a 20 anni e 2 mesi dall'ultima delle sue 168 presenze in giallo-blu, e a quasi 26 anni dal memorabile esordio da 17enne lanciato nella mischia da Nevio Scala il 19 novembre 95, quando tenne inviolata la porta nello 0-0 col Milan di Baggio e di UEA. Ma la partita, come dicevamo, è già iniziata. Allora andiamo a vedere subito le formazioni ufficiali. Nel Parma non convocati Gagliolo, Simone Jacoponi e Brugman, che stanno per essere ceduti, mentre sono in arrivo 2 difensori del Prato in prestito dall'Atalanta e Danilo, ex del Bologna, ora svincolato. Enzo Maresca cerca la prima vittoria sulla panchina ducale, facendo esordire il neoarrivato belga Cobo come centrale difensivo, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Buffon in porta, Som, Osorio, Cobo e Busi, l'altro belga nella linea 4 difensiva, Juric, Schiattarella e Vasquez i tre di centrocampo, con trio d'attacco Man, Tutino, Brunetta. È Pastina il solo assente nel Benevento di Fabio Caserta, che replica con un 4-2-3-1, Paleari in porta, Letizia, Glick, Barba e Fulon nella linea arretrata, Calò e Ionita a centrocampo, dietro Elia, Insigne e Improta, trio di trequartisti dietro a Sau. Arbitra Andrea Colombo di Como. Siamo al secondo minuto, anzi 2 minuti e 30 secondi, 0-0 da Parma e Benevento. Dennis Mann al quinto minuto si è accentrato dalla destra, entrando in area, nell'area del Benevento, e poi facendo partire un rasoterra di sinistro su cui Paleari non ha avuto grandissime difficoltà a bloccare in 2 tempi. Adesso ci prova il Benevento con un'azione veloce sulla destra, con Elia che crossa in mezzo per il colpo di testa fuori di poco da parte di Ionita. Buona occasione adesso, la prima per il Benevento, che si è fatto vedere per la prima volta dalle parti di Gianluigi Buffon, ovviamente osannato dal pubblico del Tardini, un Tardini non particolarmente pieno, ovviamente per i problemi di capienza del Covid, ma anche insomma perché non c'è quasi nessun tifoso del Benevento. Ripartiamo da Parma Benevento, dove siamo arrivati al 10° minuto. Si scalda un po' il clima, come sentite in sottofondo, con il Benevento che ci prova ancora sulla destra con Elia. 0-0 il risultato parziale al 10° minuto. Elia viene ben contrastato da Maxime Bouzy, il belga, che gioca nella linea 4 col suo connazionale appena arrivato Cobo. Adesso va a commettere un fallo. Il pubblico del Tardini, come sentite, non è d'accordo. Fallo subito da Elia. Ci sarà una punizione interessante per il Benevento dalla fascia destra, una sorta di corner corto, e Benevento che era andato vicino al gol con Ionizza, e poi Brunetta del Parma all'8° minuto invece è andato vicinissimo al vantaggio, aggiustandosi la palla in area sul destro per poi mandare di poco alto sopra la traversa il trequartista argentino, che gioca insieme al suo connazionale italo-argentino Franco Vasquez. Mentre adesso ancora la palla stazione centrocampo, e c'è il fratello di Lorenzo Insigne, Roberto, che va a recuperarla, poi la passa a Kamil Glick, il difensore polacco. Ancora Calò che si insinua nell'area, va a tirare, costringe Buffon a una difficile parata in tuffo, sottolineata dagli applausi del pubblico del Tardini, ma ancora in area il Benevento con la palla che va a sfilare dopo un diagonale di sinistro di Improta. Benevento che si sta facendo davvero sentire, anche se ha pochissimi supporter al seguito, mentre c'è anche il calcio d'angolo adesso per il Benevento, che sta davvero cercando di sbloccare la partita. Sta crescendo davvero parecchio la squadra di Fabio Caserta. Parma. Siamo al 19° minuto al Tardini, Parma e Benevento sono ancora solo 0-0, ma poco fa nell'ultimo collegamento abbiamo raccontato davvero un'azione pericolosissima da parte del Benevento, con il tiro di Calò dal limite e una grande parata di Gigi Buffon, che è tornato a scaldarsi i guantoni al Tardini dopo 20 anni e 2 mesi dall'ultima presenza in giallo-blu, e poi anche Improta sulla prosecuzione dell'azione è andato vicino al gol con un tiro di sinistro deviato in angolo da cui poi non è successo altro. Parma. Stiamo entrando nel 25° al Tardini, il Parma cresce, c'è Mann in area che manda per le terre Barba, poi c'è un cross da parte di Vasquez, ma il Benevento riesce a sbrogliare la situazione, ma c'è stato davvero per questione di millimetri il mancato vantaggio del Parma. Poco fa al 22° Franco Vasquez si è guadagnato una punizione dal limite, poi sulla palla è andato Brunetta, che ha sfiorato il palo davvero per questioni di millimetri. Non è andato in vantaggio il Parma con questa punizione, questa occasione sul gioco da fermo. Adesso Marco Sau va a tentare un tiro molto complicato con una palla rimbalzante sulla destra appena entrato in area, e si becca i fischi del pubblico del Tardini, che poco fa ha davvero sognato di andare in vantaggio. Nuovamente Stadio Tardini.
30° minuto, ritmi alti anche qui tra Parma e Benevento, ma il risultato è ancora fermo, solo 0-0. Ammonizione, la prima della partita per l'arbitro Colombo di Como al 27°, Dennis Mann, con grandi proteste del pubblico del Tardini e anche di Enzo Maresca e dello stesso esterno destro rumeno. E poi dalla punizione dalla tre quarti è nata un'azione piuttosto pericolosa per il Benevento, punizione di Calò con Ionita che non è arrivato per pochissimi centimetri. Il pareggio del Cagliari, ti chiedo scusa, Milan 1, Cagliari 1, nuovamente a te la linea. Emozioni che aumentano anche al Tardini, 31° minuto, dicevamo un poco fa, il Benevento ha sfiorato di nuovo il vantaggio con Ionita che non è arrivato per pochi centimetri su una punizione di Calò, e poi c'è stato un infortunio a Schiattarella mentre il Parma è in area. Adesso proprio Schiattarella, l'ex di turno, prova il gol e lo trova, è proprio l'ex di turno Schiattarella alla prima partita contro il suo Benevento che appunto con cui ha giocato in Serie A fino a pochi mesi fa. Non esulta, anche se va verso la telecamera per dedicare il suo gol a qualche familiare, immaginiamo, abbracciato da tutti i compagni. Schiattarella va a portare in vantaggio la sua nuova squadra, il Parma, proprio nella prima partita da ex contro il Benevento. Un grandissimo tiro di prima intenzione da 25 metri con il portiere del Benevento Paleari che non ha potuto fare nulla sulla palla che si è infilata nel sacco a mezza altezza. Un destro davvero molto potente Paleari, poteva forse arrivarci, non c'è stata una deviazione, è riuscito Paleari soltanto a sfiorare il pallone. Quindi Parma che passa in vantaggio dopo diverse occasioni da entrambe le parti sul Benevento, quando stiamo entrando nel 33° minuto. Gol dell'ex Schiattarella, Parma 1 Benevento 0 e linea Monza. E la gran parata di Perisan. Franco, ti interrompo, scusami, da Parma perché non è gol, è andato l'arbitro Colombo di Como al VAR, c'è stata una posizione influente di fuorigioco da parte di Tutino, quindi che era sulla traiettoria del tiro di Schiattarella, quindi nessun gol dell'ex per Schiattarella che chiede lumi all'arbitro Colombo. Si torna sullo 0-0 tra Parma e Benevento. 34° te. Grazie Zanarini. Parma 0-0 al 39° tra Parma e Benevento. Al 32° c'era stato il gol non gol dell'ex Schiattarella che adesso è proprio in possesso di palla, e effettivamente c'era Tutino sulla traiettoria del tiro da fuori area di Schiattarella che ha ingannato questa posizione di fuorigioco non passiva. Il portiere Paleari, avevamo detto, infatti un po' incerto, anche perché c'era stata forse una leggerissima deviazione quasi impercettibile da parte di Tutino, quindi l'arbitro Colombo è stato richiamato da Pairetto al VAR e 0-0 che è tornato quindi come risultato iniziale, quindi nessun gol per Schiattarella. Parma. Dove siamo ancora sullo 0-0, siamo entrati nel 45° minuto tra Parma e Benevento. Sentite i fischi dello stadio Tardini a Roberto Insigne che ha continuato un'azione nonostante l'ex di turno Schiattarella, autore del gol non gol poi non convalidato dal VAR, era a terra a centrocampo, e quindi Roberto Insigne è andato lo stesso a tirare, costringendo a Buffon a una parata in angolo che sta per essere battuto dalla sinistra, mentre continuano gli insulti e i fischi a Insigne. C'è Sau che ci prova dal limite, palla che sfiora la traversa con Buffon che fa buona guardia proprio sotto la curva occupata da un centinaio scarso di tifosi del Benevento. Quindi si resta sullo 0-0 al Tardini tra Parma e Benevento al 12° della ripresa. Parma 16° minuto, Parma e Benevento sono ancora sullo 0-0 con un tentativo di Brunetta di un cross da destra molto pericoloso, con la difesa del Benevento che sbroglia la matassa davvero con diverse difficoltà. Sentite il pubblico del Tardini che cerca di spingere i propri giocatori, con Enzo Maresca che anche cerca di spingerli avanti inserendo Roberto Inglese, un attaccante di razza da Serie A che adesso va a cercare di controllare un pallone in area, ma ha il famoso problema di girarsi e quindi Glick riesce a rinviare. Quindi Parma che adesso si butta all'attacco dopo aver rischiato di subire il gol del Benevento con un paio di occasioni per Marco Sau che ha cercato anche di testa con una girata che non è andata lontana dalla porta difesa da Gigi Buffon poco fa. Poi anche Dennis Mann, trequartista rumeno del Parma, ci ha provato al 14° della ripresa con un tiro di sinistro dal limite dell'area che non ha impensierito più di tanto il portiere del Benevento, mentre Inglese va a provarci di sinistro dal limite dell'area ma era anche in fuorigioco, quindi non sarebbe stato gol, come non è stato gol quello dell'ex di Schiattarella nel primo tempo annullato dopo il consulto con il VAR. Parma. Siamo al 22° della ripresa, quindi a metà quasi del secondo tempo, ancora 0-0 il risultato tra Parma e Benevento, ma la partita davvero spumeggiante, davvero tante occasioni da una parte e dall'altra. Adesso c'è il Parma in avanti, abbiamo detto dell'ingresso di Roberto Inglese al posto di Dennis Mann, è entrato anche Camarà, mentre il Parma va con Franco Vasquez a conquistare un calcio d'angolo. Camarà, 19enne centrocampista italo-ivoriano per Juric, quindi resta 4-3-3 lo schema del Parma, il sistema di gioco, e resta 4-2-3-1 anche per il Benevento dopo l'ingresso
di Accampora per Roberto Insigne e di Moncini per Sau. Adesso allora c'è il calcio d'angolo, teniamo la linea per vedere Brunetta che batte dalla sinistra, la palla lunga sul secondo palo, c'è un tentativo abbastanza debole da parte di Osorio con la parata di Paleari. Parma. 33esimo minuto della ripresa, ancora 0-0 tra Parma e Benevento. Sono entrati due attaccanti. La Padula per il Benevento fa l'esordio stagionale, l'italo peruviano è entrato per Calò, quindi una formazione ancora più offensiva per il Benevento, mentre nel Parma è entrato Mihaila per Tutino, quindi un attaccante per un altro attaccante. Non cambia nulla nel 4-3-3 di Enzo Maresca, con una buona occasione poco fa per il Parma, un Roberto Inglese con un sinistro potente da pochi metri dal centro dell'area, respinto però da Paleari. Inglese non si sblocca, l'anno scorso 14 presenze in Serie A e soltanto 2 assist, nessuna rete all'attivo per un attaccante comunque di razza, con problemi sicuramente fisici, e anche per la Padula problemi fisici superati con l'ingresso in campo adesso dell'attaccante del Perù, che ha scelto la nazionale peruviana, ha anche giocato la Coppa America. Parma Benevento 0-0, 38esimo della ripresa. Poco fa il Parma è andato molto vicino al vantaggio con un quasi assist da parte direttamente di Gigi Buffon, che ha fatto un rinvio di 70 metri su cui Kamil Glick si è addormentato, ha lasciato rimbalzare la palla, su cui poi si è avventato Mihaila, che era in agguato. L'attaccante rumeno appena entrato è stato anticipato proprio per questioni di pochi centimetri da Paleari, quindi sarebbe stato un assist davvero notevole per Gigi Buffon, ma si resta sullo 0-0. E dicevamo di La Padula, che è entrato con la mascherina protettiva per la frattura al naso rimediata proprio in Coppa America, tra l'altro in una partita in cui aveva segnato una doppietta. Ecco che sta per partire la punizione dalla sinistra, palla nel pieno di un'area strapiena, con la palla che viene tolta letteralmente da Buffon dalla propria porta, ma c'era stata una segnalazione di fuorigioco sul colpo di testa, ci sembra, da parte di Ionita, quindi c'è la palla ferma, il fuorigioco che avrebbe comunque annullato l'eventuale gol, ma davvero un bellissimo colpo di reni da parte di un Buffon che è tornato davvero quello di un tempo. Sì, effettivamente stiamo rivedendo e c'era il fuorigioco da parte di un giocatore del Benevento, quindi si resta sullo 0-0 Parma. Siamo nel terzo dei 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro Colombo di Como, ancora sullo 0-0 tra Parma e Benevento, ma il recupero si allungherà perché c'è Camarà, 19enne italo-ivoriano del Parma, a terra dopo un duro contrasto a centrocampo. Siamo entrati nel quarto e ultimo teoricamente minuto di recupero, con Parma e Benevento ancora sullo 0-0, ma Camarà stenta a rialzarsi. Ecco adesso che il 19enne ivoriano viene accompagnato a bordo campo dai sanitari del Parma, quindi si giocherà sicuramente ancora almeno un altro minuto. Siamo al 49esimo, Parma e Benevento sono ancora solo 0-0 nonostante diverse occasioni per parte, e un Buffon che davvero si è fatto rivedere su grandi livelli. Palla sotto l'incrocio dei pali, impossibile per Velez andare a prendere quella. Ti interrompo, scusa, perché c'è il gol del Parma al 7° minuto di recupero, erano 4, sono diventati 7 e Mihaila proprio allo scadere del 7° minuto di recupero è riuscito su un lancio disperato del Parma a infilare Paleari, quindi davvero incredibile questo finale. Una partita che doveva essere già in archivio da 3 minuti, che invece è stata prolungata per l'infortunio che abbiamo raccontato di Camarà, palla che è rimasta ferma per 3 minuti, e quindi il Parma è riuscito a andare a segno al 97esimo con Mihaila, e quindi Parma che a questo punto ha quasi vinto questo scontro fra retrocesse e Parma Benevento, anche se mancano ancora alcuni secondi. Vai fino al termine. Eccoci qua, allora la palla sarà rimessa chiaramente dal Benevento con pochissimi istanti di gioco. Davvero bravissimo Mihaila a controllare il lancio di Franco Vasquez, che lo ha pescato nel pieno dell'area. Un controllo di destro, il tiro di sinistro con Paleari, che questa volta non ha potuto farci nulla, e davvero il Parma va a conquistare 3 punti pesantissimi fra pretendenti al pronto ritorno in Serie A, con appunto pubblico il Tardini che sentite in sottofondo davvero entusiasta per una partita che poteva finire in qualsiasi modo, davvero da 1x2, con il Benevento che è andato più volte vicino al vantaggio e Buffon che si è opposto tantissime volte, tra cui l'ultima nel recupero con Moncini che ha avuto un rigore in movimento e Buffon lo ha parato. Ed ecco che finisce qua con Glick che scalcia via la palla con rabbia, e quindi il Parma va a vincere proprio all'ultimo respiro con il gol del subentrato Mihaila. 1-0 per il Parma sul Benevento, il gol al 97esimo da parte di Mihaila.